Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi lunedì 10 marzo 2025 e come ogni lunedì parliamo del campionato di Serie A, il punto sul torneo, no, sul massimo torneo di calcio nazionale con un focus riferimento alla squadra del Cagliari, la squadra rossoblu guidata da Davide Nicola. Bene, alzi la mano chi pensava che il pareggio conquistato venerdì col Genoa diventasse platino. Io faccio autocritica che io in occasione del 45esimo minuto avevo sollevato delle perplessità, scusate, nel senso che il Cagliari vinceva 1-0, ma avevo paura che eventuali risultati diversi, come poi è successo il pareggio, potesse far risucchiare il Cagliari vicino al terzultimo posto di classifica. Beh, così non è stato, e devo essere sincero, di questo siamo tutti felici, anche considerando, anzi soprattutto considerando che l'Empoli ha perso in casa contro la Roma di mister Claudio Ranieri, che ci ha fatto quindi un grande favore, addirittura permettendoci di allungare sulla terzultima posizione e quindi passare dal +3 al +4. Certo, mancano ancora tante partite alla fine del campionato, ma questo è un cuscinetto importante che dà un minimo di tranquillità. È vero, come dice Davide Nicola, ha ancora tutto da conquistare, però partire avvantaggiati e non dover rincorrere vuol dire tanto. Aggiungiamoci che il Cagliari giocherà domenica proprio in casa della Roma, una Roma lanciatissima, una Roma che se finisse, che se contiamo i risultati conquistati nel girone di ritorno da Ranieri sarebbe abbondantemente in vetta alla classifica, però c'è che la Roma giocherà in settimana la partita di ritorno di Europa League e questo contro l'Athletic Bilbao, partita importante per la formazione di Ranieri che infatti a Empoli ha giocato con le seconde linee e non è escluso che possa giocare con le seconde linee anche all'Olimpico contro il Cagliari. C'è da aggiungere però che la squadra rossoblù ha mostrato per l'ennesima volta, esattamente come contro il Bologna, come contro altre squadre durante questa stagione, una doppia faccia. In questo caso un primo tempo da applausi, un Cagliari che ha chiuso in vantaggio 1-0 e poteva anche arrivare il 2-0. Nel secondo tempo il Cagliari non è sceso decisamente in campo. Non solo, aggiungiamoci che anche lo stesso mister Nicola, nel momento in cui ha effettuato un cambio dopo l'infortunio di Coman, si è trovato nella possibilità di scegliere se effettuare una sostituzione allo stesso livello, quindi magari mettendo Felici oppure inserendo come esterno alto Gaetano, oppure giocare con i due attaccanti come poteva essere Pavoletti. Ha preferito una scelta molto, forse io direi troppo conservatrice, che è quella di utilizzare Augello alto a sinistra. Così facendo ha preso coraggio la formazione genoana, così facendo il Cagliari è arretrato di 20 metri e così facendo abbiamo dato la possibilità, come sempre, di portarci il nemico in casa e infatti non è assolutamente una idea balzana il fatto che il gol del pareggio sia arrivato proprio dalle fasce, cross da sinistra e gol da destra da parte di difesa del Cagliari. Ed è curioso il fatto che sia arrivata l'azione pericolosa da cui è nato il gol da sinistra con il Cagliari che aveva in campo Obert e Augello, vale a dire due terzini sinistri, ebbene completamente imbucati. Questo deve dare da riflettere anzitutto il tecnico, lo staff medico, anche perché il Cagliari ultimamente sta accusando molta fatica, sembra andare più, come posso dire, a doppia velocità e lo staff medico perché? Perché ve lo dico subito, perché sia Luvumbo che Coman non ci saranno nella prossima partita e questo rischia di essere un problema anche nella corsa a salvezza, perché è vero che giochiamo a Roma, ma poi ci saranno due scontri diretti di quelli assolutamente da finale, vale a dire in casa col Monza e poi proprio a Empoli. Dopo la Roma ci sarà la sosta, quindi potrebbe anche essere così l'ipotesi di almeno recuperare uno dei due attaccanti. Detto questo, il Cagliari, dicevo prima, è sceso in campo nel secondo tempo in maniera davvero molto più contratta, impaurita, assente, quasi non riuscire a costruire un'azione degna di nota. Il portiere genoano Leali non ha fatto una parata
e anche dopo l'1-1 si pensava che il Cagliari potesse ripartire all'attacco, alla ricerca del gol vittoria, invece ha preferito lo status conservativo, quindi cercare comunque di non perdere. E questo ha dato coraggio al Genoa, che ha continuato ad attaccare, nonostante i cambi fossero offensivi. È entrato Gaetano, è entrato Pavoletti. Bene, il Cagliari non ha effettuato tiri in porta, ha addirittura rischiato di prendere il 2-1 e soprattutto incapace di costruire una manovra partendo dai centrocampisti. Lanci lunghi da parte della difesa saltavano rigorosamente e in maniera sistematica il centrocampo che ha rivisto, e questa è una bella notizia, il ritorno di Prati, il gioiellino dell'Italia del 21, ha finalmente ritrovato il campo e sicuramente ha fatto una buona partita. Le stesse parole di Davide Nicola alla fine della partita lo hanno testimoniato. Certo, deve acquisire nuovamente il ritmo partita, però sinceramente per quello che abbiamo in rosa, con giocatori francamente molto fisici, molto di corsa e poca di qualità, due giocatori come Marin e Prati, lasciarli sempre e comunque fuori dal campo, io sinceramente li trovo, come posso dire, fuori luogo. Ecco, il Cagliari ha bisogno di giocatori che possano dare del tuo al pallone, che possano mettere in condizioni gli attaccanti a arrivare davanti alla porta avversaria, l'attaccante, perché poi di fatto ancora oggi si vede, perché infatti è uscito anche a un certo punto di partita l'attaccante Piccoli, che come si dice in gergo è colui che canta e porta la croce. È davvero un giocatore che sta o che è entrato nelle mire del tecnico della nazionale Spalletti, e si parla di una sua eventuale convocazione, però va da sé che è evidente che non può gestire e non può supportare tutto l'attacco cagliaritano, perché bastano due centrali e il giocatore rossoblù deve essere innescato in maniera diversa da come fa solitamente. Vedremo, ovviamente la partita con la Roma sarà completamente diversa da quella col Genoa, e per tema tattico e anche per motivazioni di classifica. Sarà sicuramente un tuffo nel cuore per tutti noi, lo sarà sicuramente per Claudio Ranieri, però come si dice sempre, quando fischia l'avvio l'arbitro, tutti i sentimenti devono essere messi da parte, perché c'è una partita da giocare. Vedremo se il Cagliari riuscirà a fare uno scherzetto alla Roma di Ranieri e conquistare punti fondamentali comunque per la corsa a salvezza. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento a domani per la nuova puntata di Effetto Serra. Ci sarà come sempre l'appuntamento con Maria Laura Manca, in cui parleremo di temi importanti. Grazie a tutti voi e buona serata. Ciao.